Il Furlante Scuole dal Futur ha un puest, a mio modo di vedere, un evore importante. O dicevi prima che si vares vut di partire sempre dalla lingua e dal contesto. Ma non si può pensare che le scuole rispondono al suo compito primario, che è quello di introdurre un frutto in tale società e in tal mondo, prima di tutto, che lo circonda, e poi plan a plan arrivare a slargare l'orizzonte, se non si partisse dalla lingua dai affies. E la lingua dai affies è che si impara sui genoi dalla mari, che dal contesto, dalle prime relazioni dal frutto, che in qualche maniera è intorno all'ambiente e che permette di dare un nome alle robis, di dare un nome alle relazioni. A partire di quel contesto lì, si può allora slargare anche il problema all'insegnamento di tutte le lingue, comprendute naturalmente che è nazionale, che d'altra parte è una grande lingua e una grande risorsa della cultura. Oltretutto, è una lingua che è surda, la lingua furlana, perché non viene di smentire che il furlan come l'italiano sono nastor dal 1000 e che quindi hanno avuto in quel momento la possibilità di un'autonomia fuori dalla lingua latina. Quindi il tornare a chiatà gli slidris e tornare a mettere sulle esperienze fondanti dal frutto anche le possibilità dall'insegnamento e in queste maniere anche di un rinnovamento della didattica è fondamentale. Io credo che in questo campo a sede di fare un lavoro in sotto, in formazione non come une volte, ma ricorrente, sempre ricorrente da insegnanti, perché non si varrà mai finire di imparare e perché le nuove scienze, che è dalla psicologia, che è dalla neurolinguistica e la didattica stessa, domandano un'attenzione primaria a che si spiega che la scuola forse di una banda ha dismentato più di qualche volta.